come sono articolati i corsi? Ma i corsi prevedono un anno propedeutico, il primo anno con le materie introduttive di introduzione alla scrittura, teologia fondamentale, teologia liturgica e anche introduzione alla filosofia. E poi il secondo anno di un biennio ciclico, quest'anno si approfondirà in modo particolare il Nuovo Testamento nella Sacra Scrittura e poi tutti i sacramenti in teologia invece. Quali sono i nuovi corsi che sono stati introdotti con questo anno accademico? E innanzitutto questo corso sul Nuovo Testamento, il primo che inizierà adesso il 22 di ottobre sarà sulla letteratura giovannea e i Vangeli, quindi mi sembra anche una bella coincidenza con quello che facciamo in diocesi, cioè approfondiamo la conoscenza del Vangelo di Luca. Ecco, questo corso sicuramente ci darà qualche fondamento. E poi nel secondo semestre abbiamo un corso di dottrina sociale della Chiesa che terrà il professor Luigi Baldi dell'Università di Genova, che ci è sembrato molto attuale per motivare anche un po' l'impegno sociale, politico dei cattolici. A chi sono rivolti questi corsi? I corsi sono rivolti a tutti coloro che desiderano, come dire, approfondire un po' il deposito della fede cristiana e anche, come dire, confrontarsi un po' criticamente con essa. Mi sembra che quest'anno rispondano anche a una richiesta di formazione che la nostra diocesi ha avanzato anche con le linee pastorali che il Vescovo ha presentato il 10 di giugno. Una richiesta di formazione quindi rivolta in particolare a coloro che esercitano un ministero nella Chiesa, i catechisti, ecco, coloro quindi che desiderano approfondire il cammino di fede. È possibile partecipare anche come semplici uditori? Sì, certo, ci si può iscrivere solo ad alcuni corsi a cui si è interessati, senza l'obbligo quindi di dover poi sostenere l'esame finale.